passo del quaderno 3, al paragrafo 34, intitolato Ideologia e cultura in un'età di crisi, Gramsci dà questa definizione della crisi. Lui scrive: la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Noi siamo in un periodo di crisi e se ben ci facciamo attenzione, questi fenomeni morbosi più svariati è facile verificarli, constatarli con svariati strumenti, dalla stampa ai social alla diffusione radiotelevisiva. Ma per precisare meglio il concetto, Gramsci continua dicendo: la morte delle vecchie ideologie si verifica come scetticismo verso tutte le teorie e le formule generali, applicazioni al puro fatto economico, guadagno, eccetera, e alla politica non solo realista, di fatto, come è sempre, ma cinica nella sua manifestazione immediata. Che cosa vuol dire Gramsci? Beh, una volta definita la crisi, come abbiamo visto, concordando sul fatto che in certi periodi storici, e probabilmente il nostro è un periodo storico caratterizzato da una crisi generale, effettivamente, non essendoci più una bussola, un punto di riferimento, se vogliamo possiamo chiamarla proprio ideologia, ma nel senso buono del termine, non certo ideologia intesa come metafisica, ma come programma politico, come progetto, anzi sarebbe meglio dire politico, di sviluppo della società. Ebbene, in questo interregno, appunto, come dice Gramsci, si possono manifestare i fenomeni più perniciosi. Ora, la motivazione di tutto questo sembrerebbe essere proprio la cosiddetta morte delle ideologie. È un concetto di cui spesso si parla, addirittura da diversi anni, spesso in maniera molto volgare si dice: ma non esiste più la sinistra, non esiste più la destra, forse non esiste neppure un centro, oppure tutti quanti convergono nel centro, siamo tutti democratici, siamo tutti liberali, non c'è più distinzione fra destra e sinistra. Beh, questo è proprio tipico di un periodo di crisi, non avere punti di riferimento, non avere un progetto politico che sia radicato, che sia orientato verso una certa direzione. E allora, in questa crisi, in questo interregno, che cosa prevale? Beh, come dice Gramsci, in mancanza di grandi progetti, che naturalmente debbono però avere un fondamento e quindi essere realizzabili, l'utopia va bene, ma va bene fino ad un certo punto. Poi quando si deve agire anche sul terreno della pratica. Quindi è chiaro che, come dicevo prima, un'ideologia dal sapore utopistico o metafisico difficilmente ha la possibilità di incidere nei problemi quotidiani delle persone, della gente che lavora soprattutto. Però in questa assenza di ideologie, in questa assenza di prospettive, di punti di vista, è chiaro che la politica caratterizzata da un sostanziale scetticismo, ma non solo la politica, può riguardare anche la filosofia, nel senso che penso soprattutto al movimento cosiddetto post-moderno, che è molto debitore della filosofia nietzschiana e che possiamo riassumere molto, ma molto semplicisticamente per certi versi, dicendo che secondo questo pensiero non esistono i fatti, ma soltanto le interpretazioni. E naturalmente bisognerebbe dedicare un po' più di tempo ad analizzare questa questione, però è ovvio che questa stessa semplice impostazione impedisce di discutere anche del problema
diciamo così, della verità pratica, però voglio dire, quindi della possibilità di realizzare determinati progetti, determinati programmi nella storia, attraverso la politica, non in maniera utopistica e quindi al di fuori della storia. Gramsci avrebbe utilizzato il termine metafisico. Ecco, per Gramsci è metafisico tutto ciò che sta al di fuori della storia, ma potremmo dire anche della natura per certi versi. Quindi, che cosa prevale in assenza delle cosiddette ideologie? E prevale l'amministrazione, ma anche l'amministrazione va fatta in un certo modo. Non è che si può semplicemente sostituire l'ideologia con l'amministrazione, per quanto ottima essa sia, perché l'amministrazione in genere è l'amministrazione dell'esistente, ma se l'esistente ha dei problemi, ha delle contraddizioni, non è che l'amministrazione riesce a risolvere, a superare queste contraddizioni. È chiaro che bisogna fare un passo ulteriore. Il problema però è che anche questa amministrazione, in genere, secondo Gramsci, in questi periodi di interregno è ben poca cosa. L'economia diventa semplicemente ricerca del profitto o del guadagno. La politica, per quanto realistica, diventa cinismo e abbiamo degli esempi chiarissimi di cinismo nell'Italia di oggi, che riguardano diversi settori, diversi campi, ma uno in particolare, il settore dell'immigrazione, dell'accoglienza, è quello in cui si manifesta maggiormente questo cinismo. Cinismo perché questo grosso problema non lo si vuole affrontare seriamente, ma semplicemente da parte di quelle presunte ideologie che non esisterebbero più, e mi riferisco in particolare a quelle di destra, viene utilizzato semplicemente come leva, in particolare per propaganda elettoralistica. E questo certamente è un degrado della politica. Quando la politica diventa semplice amministrazione e l'amministrazione diventa cinismo, diventa semplicemente ricerca del guadagno, ricerca del profitto, la politica sta abdicando ai suoi ideali, cioè alla possibilità di cambiare il mondo nel modo migliore possibile, ma avendo anche una prospettiva di più lunga portata, che ovviamente dal punto di vista di Gramsci non può che essere il socialismo. Grazie.